La ripresa del settore delle costruzioni è ancora troppo lenta, considerato che la crisi in Italia è costata la perdita di un posto di lavoro su 3 negli ultimi 7 anni nel mercato edilizio cooperativo, con un calo del 33,4% dell'occupazione, una crisi che ha coinvolto pesantemente anche le imprese sarde, con la perdita di milioni di euro di fatturato e centinaia di posti di lavoro, che nonostante la ripresa non sono stati ancora recuperati. E quanto emerge da un'analisi dell'Unione Europea delle cooperative UECOP, che ha elaborato gli ultimi dati Istat sul valore della produzione nelle costruzioni in Italia. Il settore edilizio, rileva la ricerca della UECOP, ha fatto registrare una crescita tendenziale dell'1,3% nei primi 7 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante una progressiva ripresa delle compravendite con quasi 90 miliardi di euro investite dalle famiglie italiane nel mattone nel solo 2017, spiega la UECOP. Il settore edilizio non è ancora tornato ai livelli precedenti alla crisi 2008-2009 e dalla quale non si è ancora risollevato, visto che solo nelle cooperative di costruzione sono stati persi oltre 18.000 addetti negli ultimi 7 anni. Una strage occupazionale, sottolinea la UECOP, a fronte della quale è urgente intervenire a sostegno del settore con misure che favoriscano il recupero strutturale ed energetico degli edifici esistenti, oltre alla realizzazione di nuove costruzioni di qualità, comprese, conclude UECOP, quelle di edilizia pubblica.